Allora, settore mare, abbiamo visto il callo della montagna complessivamente che non fa piacere, vediamo che tanto è arrivato un altro messaggio, non fraintendete l'argomento, è ottimo, ma mi viene talmente nervoso che per la mia salute cambierei canale, è una vergogna, oltretutto decisioni del genere prese da dei romani che hanno a casa una delle città più belle, che roba. Infatti no, ma non cambi, sono informazioni che devono far riflettere, perché altrimenti non viviamo solo di quello che ci vogliono far credere. Mare com'è andato? Il mare è andato con uno 0, cioè è cresciuto dello 0,2, questo è gravissimo perché, come ripeto, la Spagna... Vi aspettavate di più. La Spagna è mare, quando noi diciamo sì. Le presenze della Spagna, lei toglie Madrid, toglie Barcellona che comunque è sul mare, diciamo toglie Madrid, in Sierra Nevada credo che nessuno vada a sciare tranne gli spagnoli, è essenzialmente paragonabile al nostro settore mare. La Spagna è cresciuta il 20% 2 anni fa e credo il 12% l'anno scorso ulteriormente, quindi ha recuperato tutto quello che aveva, fra virgolette, perso nei confronti del resto del Mediterraneo e si è accaparrata questa effettiva nuova clientela. Dirò di più, perfino la Puglia, perfino la Sicilia sono cresciute del 20%. Da dove arriva questo 20%? Arriva da quelli che non vanno più, che non sono andati da partire dal Marocco e finire tutto il giro fino in Turchia, quelli che non sono andati in queste nazioni. Allora, la Puglia e la Sicilia riescono a intercettare questi flussi e noi no, questo è un problema serio, certo. Grave perché dal 2010 al 2015 le spiagge del Veneto hanno perso 1.200.000 presenze. 1.200.000 presenze, per capirsi, sono più o meno le presenze che fa Eraclea Mare, una località, la provincia di Treviso o la provincia di Rovigo. Ma questo deve far riflettere sul perché di questa situazione. Perché, i perché sono quelli che ci siamo detti prima. Troppo cari, non siamo a questo punto nel lungo periodo ne dobbiamo rendercene conto drammaticamente. Noi siamo cari, ma siamo cari perché? Siamo cari perché carichiamo questo musso che è l'imprenditore di un'ira di Dio di cose non pertinenti all'attività specifica, l'IMU. Lei provi a spiegare a un tedesco ma infatti cos'è l'IMU. Lei lo sa quante volte ci mangiamo noi e paghiamo noi di tasca nostra la tassa di soggiorno, perché anche quell'euro, 2 euro fanno la differenza? Promozione, vieni in albergo da me, non paghi la tassa di soggiorno, cose di questo genere. Sono tutti costi che ci vengono caricati su indebitamente. Il costo del personale, da noi il personale, ormai siamo in linea con il resto d'Europa, quella evoluta. Lo stipendio tedesco a onor del vero ancora quei 200 euro in più magari rispetto allo stipendio italiano li ha, però in Germania il carico contributivo è al 30% dello stipendio. Infatti è inutile paragonare la situazione fiscale. Noi in Italia siamo al 110, io vorrei tanto dare 200 euro in più al mio collaboratore. Peccato che a me ne costa 4,30 però, capisce? Infatti. No, ma poi lei ha detto anche un'altra cosa importantissima, bisogna assolutamente portare gli attuali giovani a diventare turisti, soltanto che gli attuali giovani sorridono con amarezza nel diventare turisti perché non possono permetterselo. Certo. Per cui è veramente una situazione, un gatto che si morde la coda, perché noi ci troviamo un certo tipo di turismo che non c'è, allora, che va in Grecia perlomeno, certo. va in Thailandia, perché alla fine costa veramente un niente, il voli, riesci a studiarteli, a pagare poco il volo, finisci lì in Thailandia e vivi anche 15 giorni pagando niente. Io so di famiglie con bambini che dicono vado là perché lì pago poco e in queste strutture in affitto stanno benissimo. Allora proviamo ad analizzare le possibili soluzioni, step by step. Prima soluzione. Sì, solo un attimo il messaggio. Invece di far crescere il turismo vogliono palesemente distruggerlo, inventandosi pozzi di petrolio in tutte le coste italiane turistiche e balneari. Noi. Altra piaga. Altra piaga, sì, contro la quale ci siamo adoperati e prestati, se vuole dopo ne parliamo anche. Detto questo, c'è un primo step che è quello che abbiamo disegnato prima, cioè io prima devo renderti facile arrivare. Allora noi abbiamo 2 step ineludibili, uno è rendere facile arrivare presso le nostre località, perché nel 2016 dove con un telefonino raggiungo il mondo intero è impensabile che siamo ancora all'età della pietra nei trasporti per arrivare nel Veneto, quindi primo step è questo. A questo punto la gente che ha i soldi per poter venire nel Veneto troverà più facile arrivarci e incominceremo a tirare una boccata, un respiro di sollievo. Il secondo step ineludibile
è quello che qui bisogna sedersi a un tavolino con il governo centrale, con i governi, chiamiamoli così, comunali, e dire: signori, il turismo è un settore che interessa al paese o è il bancomat del paese? Perché in nessun settore la tassazione negli ultimi 12 anni è cresciuta come nel nostro settore. Nessun settore è stato scambiato appunto per un bancomat dal governo, perché quel minimo di pudore ad attaccare l'industria l'ha avuto, l'agricoltura anche, il turismo. Sull'onda della idiotissima battuta, ma che si sente correntemente fare, tanto in Italia i turisti verranno sempre lo stesso. Infatti non credo che i prezzi delle strutture turistiche in Italia sono più bassi di altri stati europei. In Spagna e Portogallo ho speso decisamente meno dell'Italia con servizi eccellenti, almeno 30% di risparmio. Fate il calcolo con una famiglia di 4 persone, sono soldi, ed è quello che diceva anche lei. Sì, quello che dico anch'io non è in contraddizione con quello che ho detto io, perché chi va in Spagna e chi va in Portogallo non è che tira sul telefono: pronto hotel d'Italia, avete una camera, passa attraverso un intermediario. Le camere intermediate notoriamente costano meno delle camere in libera disposizione. Il pacchetto, il cosiddetto pacchetto, lei va, compra un pacchetto che è composto dal volo aereo, composto dall'albergo, e anche lì vede cos'è che fa un tour operator. Prende un pacchetto aereo, però sa, andare a chiedere lo sconto alla Lufthansa è un po' difficile. Su chi scarica lo sconto complessivo di tutto quanto? Sull'albergatore. Gli dice: guarda, se vuoi te li porto a tot, e se no trovo qualcun altro e via. E siamo sempre noi la molla che viene schiacciata sempre di più o i nostri colleghi, se vuole, insomma. Sì, no, è vero, però io quest'inverno sono andata in Portogallo, c'erano tantissimi italiani, non me l'aspettavo. Il Portogallo non è che offra le meraviglie del mondo, però è carino, è bello da vedere, però mi ha sorpreso tantissimi italiani, era inverno, quindi non era la stagione fantastica, organizzata fai da me, per cui volo, albergo eccetera, e purtroppo ho speso meno che non qua in Italia. Tra le regioni più belle d'Europa il Veneto, riuscita a farsi superare addirittura dalla Catalogna, nonostante i 17 milioni di arrivi nel 2015, e poi vogliono centralizzare la promozione turistica a Roma. Addio turismo Veneto. Forse questo è anche un operatore del settore, perché si è fatto i suoi conti. Puzza di operatore del settore. Qui dicono un po' di amarezza. Il problema non è, allora la mia risposta è che il problema non è centralizzare o non centralizzare le cose. Io sono molto laico su questo. Ci sono stati federali, Germania, che funzionano benissimo, stati ipercentralizzati come la Francia, che funzionano benissimo. Noi non siamo né federati né accentrati, siamo quello che siamo, un magma, un marasma, una cosa, e di sicuro comunque le cose in Italia non funzionano. Ecco, lei diceva ci sono due cose da intervenire, e dopo cosa c'è ancora da fare per riuscire ad essere emergenza? Sedersi a un tavolo e chiedere appunto al governo centrale, ma con voce decisa, voglio dire, ce lo dovete dire, a questo punto ci dovete dire se vi interessa il nostro settore o se non vi interessa. Se del turismo non ve ne può fregare di meno, ma benissimo che noi chiudiamo, cioè un albergatore è fatto di due componenti: una l'albergo, muri, si possono sempre vendere a qualcun altro, l'altra è la sua professionalità. Io ho una professionalità che se vado a spendermela in Spagna, in Egitto, in coso, problemi assolutamente zero. Dovete dircelo però, perché non potete tenerci in questo limbo in cui ogni anno c'è più 5.000 euro di tassa qua, nuovo onere, nuova gabella, nuovo questo, nuovo quello. Io ho tanti tedeschi che vengono in albergo a me, ho molti amici e ho anche dei colleghi tedeschi. Quando io gli racconto tutta la serie di norme, perché noi abbiamo sempre l'idea strana che la Germania sia un paese iperregolato, ipernormato, iper qua, iper là, iper un accidenti. Quando io gli racconto cosa devo fare ogni anno, questi si sgranano gli occhi. Sì, ma è verissimo. Leggi, regolamenti, leggine inventate all'ultimo minuto normativi, per far guadagnare 2 euro a quelli che controllano le prese di massa a terra, 1.000 euro l'anno per il controllo, e poi bisogna dare del lavoro a questo, allora l'albergo deve fare sta roba qua, 1.500 euro, 5.000 euro l'anno, cioè, è una roba, è uno stillicidio continuo. Quindi non ne vale la pena, insomma. Allora, qui non si tratta di fare difesa di categoria: o le industrie fatturano e arrendono, o altrimenti da queste industrie gli imprenditori vanno via. Assolutamente. Sulle terme ci sarebbero tanti discorsi da fare. Di certo gli albergatori non capiscono quanto sia importante il turismo stanziale, adottando ancora una politica prezzi a dir poco allarmante. 25-30 euro per entrare in una piscina per una famiglia di 5 persone sono soldi, anche perché oltre all'acqua che probabilmente c'è anche il resto, però effettivamente lei diceva sono cresciute le terme, che era l'altro comparto di cui stavamo affrontando
affrontando il tema, Sì. però Vengono da 5 anni orribili, se li definirebbe la regina Elisabetta. Infatti. E tante volte è vero, gli alberghi magari lamentano di essere vuoti, però per gli esterni, per i veneti magari che sono più vicini alla giornata è costosa. Io adesso non è che sono un esperto, purtroppo, perché ci andrei volentieri. Non mi risulta più di 25-30, perché fatto giro di telefonate siamo anche a 40-45, sono proibitivi. Non so, mi pareva un prezzo in linea con quello che si trova nel resto d'Europa per quelli che vengono da fuori albergo. Il tema è anche, signori, cari signori, siamo sempre lì, voi dovete capire, non avete idea del carico di controlli, di verifiche, di accidenti che ha un albergo termale, anche perché l'acqua, giustamente, l'acqua a 30-35 gradi va controllata un po' meglio che l'acqua a 18. Certo, sì, quindi è anche giusto che ci siano questi controlli. Noi siamo i primi ad affermare che questi controlli ci debbano essere, anche per garantire voi. Il tema è che questi controlli costano. Infatti. Come costano all'albergatore? Per i rami si trasferiscono sull'utente. Però ci sono stati periodi in cui il ricarico era importante e non è stato investito nella struttura, per cui trovi strutture che sono ancora anni 70 lì. Questo è un male comune a tutte le hotellerie, trasversalmente parlando, limitiamoci all'Europa, sì, a tutte le hotellerie storiche, perché una volta appunto 10 erano gli alberghi, detta molto brutalmente, 10 erano gli alberghi in una località, o li andavi o lì non andavi, per cui poi c'è anche storicamente una cosa da considerare. Una volta mio padre, per esempio, che era il vero albergatore di famiglia, io lo sono d'accatto, mio padre costruiva gli alberghi come si costruiscono le piramidi, cioè il miglior legno, il miglior coso. L'arredamento di albergo, l'arredamento che io poi ho dovuto demolire di albergo mio, costava come costa oggi costruirlo un albergo, cioè si costruiva per l'eternità. Io viaggio a un ritmo di rinnovo degli arredamenti che è inferiore ai 10 anni, perché oggi come oggi o fai così o non stai sul mercato. Non viene scelta. Quindi queste cose qua, cari signori, purtroppo vanno a trasferirsi su quelli che sono i costi degli alberghi. Noi abbiamo un carico, effettivamente non è piangere miseria, è questione che un'attività come quella alberghiera, che aveva una sua logica, aveva un suo appeal imprenditoriale, perché dava anche una resa, adesso ha una resa sempre più limitata e coi costi sempre crescenti, col pubblico giustamente sempre più esigente. Riuscire a conciliare queste due cose, noi arriveremo a un punto in cui le due curve si toccheranno e diventerà impossibile conciliare queste due cose. Aiuto, poveri noi. Allora, ci sarebbe ancora tanto da dire, mi farebbe piacere anche ancora affrontare questi temi, poi vediamo che rimuovono anche i nostri telespettatori che partecipano attivamente. Siamo arrivati al termine della trasmissione, il tempo vola. Grazie al Presidente Micheli di essere stato qui con noi, grazie a voi di averci seguito, lo ritratteremo perché effettivamente è molto interessante, ci sono tanti aspetti che non abbiamo ancora affrontato e in una politica comunque economica anche della nostra regione, del nostro paese e di sviluppo è molto molto importante. Grazie ancora, buon proseguimento e noi ci vediamo domani. Grazie.